Spesso e volentieri si sente dire che i giovani non hanno voglia di lavorare e soprattutto non hanno voglia di fare sacrifici per il loro futuro e quello della comunità. Lei, come psicologa, è contraria o è d'accordo con questa visione? Allora, i giovani non è vero che non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di lavorare in questo modo, così facendo le stesse cose, così non mettendo in discussione i modelli precedenti, così con questi ritmi dove bisogna sacrificare la propria vita, il proprio benessere, la propria salute per lavorare. Non sono disposti a fare sacrifici per qualche cosa in cui non credono. Sono disposti invece a investire tempo, risorse, capacità per qualche cosa che li riguarda, che li coinvolge, dove loro si sentono responsabili, si sentono ascoltati, si sentono capiti, si sentono valorizzati. Secondo lei, dal suo punto di vista, considerato quindi le visioni diverse tra generazioni, quali sono gli errori che commettono gli imprenditori o comunque i datori di lavoro nelle loro aziende e invece che cosa dovrebbero tenere presente per ambienti di lavoro insomma più positivi? Allora, innanzitutto gli errori che vedo più frequenti hanno a che fare col pregiudizio: questi ragazzi non hanno voglia di lavorare, ah, anch'io alla tua età pensavo così, ma in realtà è tutt'altro. Fanno l'errore di non ascoltarli veramente o di avere quell'atteggiamento paternalistico, come dire, adesso ti spiego com'è, che cosa significa lavorare. Questi atteggiamenti paternalistici o maternalistici: mi prendo cura di te, mi prendo cura del tuo sviluppo, e quindi trattare i collaboratori come dei figli, non come dei collaboratori adulti. C'è questo modello genitoriale ancora molto molto prevalente all'interno delle nostre imprese, e questo è un grandissimo grandissimo errore. Perché? Perché alimentiamo quel modello, alimentiamo dei comportamenti che sono adolescenziali. Io ti tratto da adolescente o da bambino e la persona tende a comportarsi come bambino, non come adulto, e questo è un errore da evitare o di cui essere consapevoli. E da dove partire? Innanzitutto dall'ascolto, dalla capacità di aprirsi a un dialogo costruttivo, a un dialogo che lascia spazio alle idee degli altri, alla visione dell'altro, alle possibili anche integrazioni di quello che pensi tu rispetto a quello che si potrebbe fare in azienda. Questo porta a un'evoluzione, questo porta a uno sviluppo, questo porta anche a vedere il lavoro come una parte della vita fondamentale della persona, ma non l'unica, che dà senso alla vita di qualcuno. Ehm, a me piace dire che nelle aziende non c'è soltanto molto da fare, ma c'è molto da essere, da esserci come persone, non soltanto in termini di attività, di cose da fare, di obiettivi da raggiungere, ma proprio esserci come persone pienamente realizzati all'interno del mondo del lavoro, dove il lavoro deve portare vita, deve dare vita e deve avere vita al proprio interno.